Anche come sono presa. Benissimo. Benvenuti in questo nuovo video Urbex improvvisato, perché in realtà eravamo partiti per andare in un posto, una famosissima villa molto famosa nel mondo Urbex, penso di poter dire anche il nome a sto punto, è la Villa Macintosh, che noi arriviamo un po' tardi negli anni. Comunque, per chi avesse intenzione di andarci, sappiate che è chiusa. Hanno iniziato anche a svuotarla, così ci hanno detto dei ragazzi del posto e hanno messo telecamere, e quindi ciao. Abbiamo girato nella zona, abbiamo trovato un'altra villa, una casa, insomma, ma era veramente tipo un marcione, mi suda il baffo, un marcione pazzesco, quindi abbiamo fatto un giro fuori nel giardino e basta. Poi girando abbiamo trovato questa vecchia caserma abbandonata, caserma Ghisa. Abbiamo fatto anche un po' i babysitter, perché abbiamo trovato un gruppo di ragazzi che adesso sono un po' più avanti, si sono aggregati a noi e ci hanno visto più grandi. Possiamo venire con voi? E anche loro stanno facendo foto, eccetera. Anche se vedono il video dopo si incazzano. Ma va, noi li Ciao salutiamo. ragazzi. Ciao ragazzi. E Numero quindi adesso al momento siamo nel primo edificio che abbiamo trovato, è completamente vuoto, però dal punto di vista delle foto è bellissimo. Adoro fare le foto negli edifici così proprio industriali. Andiamo a vedere se c'è qualcosa. Dubito, ma verranno comunque delle belle foto. Allora, continuiamo il giro qua. Questa caserma abbandonata per il momento continua a essere tutto vuoto, però penso mi stiano venendo delle belle foto, già questa mi rende contenta. E adesso continuiamo a vedere cosa troviamo e basta. Quindi, che maiale. Venite con me, non con lui che è giusto che tutti sappiano che sei tu che stai ruttando, non io, porco maiale. Ciao. Annunciarsi. Permesso. C'è niente qua. Sono tutti uffici. Dei writer. Sì. Sì. Ascolta, vediamo su, secondo me sono un Arrivo subito. C'è niente, non c'è.
aperta, ma ovviamente dentro non c'è niente, e di fianco qua c'è un calendario del 2007. Completamente. Sì. Però se tu continui a ruttare mentre facciamo i video devo coprire tutto quello che diciamo. Ho mangiato i tramezzini oggi. Ho capito, smettila di ruttare, Dai, grazie. cammina. '96. Baudo lascia la Rai e torna col gruppo di Segrate. Guarda, c'è Mike Buongiorno. Ciao Mike. Quello lì. Come si chiama quello pelato là? Galliani. Galliani. Dove vai? Al sottotetto. Posto. È tutto buio, non riesco più a riprenderti adesso. Sai? Penso.
Deposito Commercio Pasta di Napoli Lucio Garofalo. Ci sono le marche da bollo, lire 10, lire 20, 30, non so cosa, riso, 7.000 lire. riso, vialone, pasta Napoli, riso e non riesco a capire, 55-30 chili, boh, sembrano un po' pochi, boh, Sbaglio. figo. Beh, c'era un ingresso di là libero. Porca troia, c'è un uccello, mi so caga addosso. Anch'io, le stampanti, i telefoni. Guarda, le stampanti ad aghi. Le stampanti ad aghi. No. Un secondo. Sì. Non hai idea di cosa ci sia qua. Selenia. È dura come una mano. È dura come una mano sola. Dio buono, sta crescendo l'erba in mezzo qua. Ma tanto di più su di così non si va. Credo, non vedo dietro. Questo era quasi sicuramente un deposito, un magazzino, perché c'è tutta questa serie di scaffali a nuovo, ci sono, ad esempio c'è pellicola, qua sotto candeggina, qua c'è panno e l'altro non ne vedo, sì ce n'è un altro panno. Sanitizzante, detersivo, radazza, non so che cos'è la radazza. Non so. Boh, se qualcuno sa che cos'è la radazza ce lo dica, grazie, nei commenti.
finisce qui questa esplorazione. Sono stati 4 ore, ridi, scherza, a fare foto in un posto dove praticamente non c'è niente. Però secondo me sono venute delle foto meravigliose. Ve le farò vedere sperando che siano venute bene. Bene, alla prossima. Oh, il marito mi fa così. Drone. Ah sì, adesso per ultima cosa prima di andarcene proviamo a far volare il drone e fare una ripresa dall'alto. Alla prossima, ciao. Non ci fa volare. Sì, volendo sì, bisognerebbe connettersi a internet, ma poi ci sgamano subito. Niente, Nino. Ciao.